Dal titolo capite ci sono subito due idee. Innanzitutto che c'è un ciclo nelle strategie alternative, positivo aggiungo io, e l'altro elemento che vi abbiamo messo nel titolo, se questo ciclo positivo è destinato a durare. Dalla slide che infatti c'è dietro di me, notate che dal luglio 2012, dal famoso discorso di Draghi a difesa dell'euro, le strategie alternative, la gestione attiva ha dato dei risultati interessanti. Qui non sono stato particolarmente estroso, ho fatto una media semplice dei nostri fondi edge con base 100 proprio dal luglio 2012 e quindi vedete questo trend positivo. Trend positivo che ha dato tanta gioia e positività agli investitori che hanno preso beneficio, che erano dunque investiti nei nostri strumenti, ma al contempo ha creato qualche dubbio agli investitori che sono stati alla finestra aspettando di investire nelle strategie alternative, aspettando dati migliori, posticipando dunque la scelta di investimento. Posticipare però è una scelta, quindi questi investitori hanno deciso di posticiparla. E c'è un vecchio detto inglese che dice che la gente non perde mai l'occasione di perdere delle occasioni, e forse in questo caso è stato proprio così. Bene, nella mattinata di oggi quello che cercheremo di fare è di dire a questi investitori se finalmente è arrivato il momento di investire in strategie alternative, e invece a chi ovviamente è investitore cosa aspettarsi nei prossimi mesi in termini di performance, di opportunità sui mercati. Io in fase di opening mi limiterò a dire, come spesso faccio parlando con voi investitori del mondo delle strategie alternative, che investire in strategie alternative vuol dire investire in manager che dinamicamente approcciano i mercati, quindi i risultati non derivano da strategie buy and hold, ma manager che molto spesso anche in maniera proattiva anticipano quelli che sono i mutamenti di mercato. E riprendendo un po', se vi ricordate nell'ultimo workshop, il messaggio che abbiamo elaborato e discusso con voi era quello di puntare su portafogli più che fatto da singole asset class, da azioni, obbligazioni, puntare a portafogli fatti da strategie alternative, quindi non avere singoli bond ma strategie long short equity, non avere azioni ma strategie long short equity, o avere portafogli diversificati fatti da fondi in fondi, perché vi ricorderete le strategie alternative hanno il vantaggio di essere decorrelate tra di loro proprio per lo stile di investimento e per il controllo del rischio che danno gli stessi manager, ma avere un portafoglio fatto da strategie decorrelate tra di loro vuol dire avere un portafoglio che è più adatto a proteggere il portafoglio dai drawdown. Qui vi faccio vedere, per gli amanti della statistica, infatti come le correlazioni tra le strategie alternative sono molto contenute tra di loro, provocando questo piacevole effetto. Anche qui non sono stato particolarmente estroso, ho preso il Global Fund, che è il nostro fondo di fondo edge più grande con un lungo track record, e notate infatti nella linea blu questa capacità del fondo di limitare in ampiezza i drawdown e di recuperarli anche velocemente. Quindi, riprendendo il tema dell'ultimo workshop e andando un passo avanti, vedremo oggi cosa dunque aspettarsi anche per il futuro. Parlavo di cambiamenti, di capacità di adattarsi, ne abbiamo parlato anche più volte in questa sede. Volevo darvi un rapido aggiornamento, lo so, la parte legale è sempre quella un po' più antipatica, però dovremmo esserci finalmente al recepimento della direttiva sugli investimenti alternativi, rivoluzione copernicana per il mondo degli investimenti alternativi. Devo dirvi, come sapete, le SGR italiane sono sostanzialmente compliant con quanto ci chiede l'Europa, doveva essere, quindi non impatterà, però ci sono soprattutto un elemento che riguarda voi investitori. La direttiva andava recepita a luglio 2013, purtroppo siamo in ritardo, ma la direttiva andava recepita a luglio 2013.
con un anno di tempo per i gestori per adeguarsi, quindi a luglio 2014 tutto dovrebbe funzionare. Quello che succederà dalle fonti che abbiamo, non so se più o meno attendibili, è che sostanzialmente entro luglio 2014 sarà recepita la direttiva, ci taglieranno un po' in tempo di adeguamento, ma appunto essendo l'industria italiana già in linea con quanto richiesto dall'Europa, poco male. Qual è l'effetto per gli investitori? È che sui fondi esistenti la soglia d'ingresso dovrebbe essere portata a 250.000 euro. Aspettiamo il Ministero del Tesoro, il TUF è già stato modificato, ma sarà poi il Ministero del Tesoro a decidere quale sarà la soglia. E al contempo probabilmente sarà introdotta una nuova categoria di fondi hedge destinata al pubblico retail, caratterizzata probabilmente dall'assenza di soglia, ma da una soglia molto più contenuta, ma con la presenza di regole più stringenti nella costruzione del portafoglio. Quindi sicuramente la direttiva darà nuovo impulso al settore. In Edge Invest per fortuna le cose sono andate bene anche in assenza di direttive. Come vedete i patrimoni in gestione, è il dato più concreto poi per l'interesse per questo mondo da parte degli investitori, sono andati crescendo in questi mesi, siamo circa a 1.200.000.000 di euro, sopra il 1,5 miliardi di dollari per quando facciamo le due diligence a investitori inglesi. E l'altro elemento che volevo condividere con voi è anche la diversificazione di prodotto continua in Edge Invest. Interessante ovviamente dal lato aziendale avere una diversificazione di prodotto, ma anche siamo in grado oggi di offrirvi prodotti diversi con diversi profili di rischio e rendimento. Abbiamo i nostri fondi hedge che rimangono il cuore dell'azienda, la parte di fondi UCITS single manager e una parte di fondi chiusi oggi rappresentate dal fondo real estate americano, ma a cui a presto si affiancherà ormai operativo, abbiamo già anche un investitore, il nostro fondo chiuso dedicato al settore cosiddetto dei mini bond. Però la raccolta non arriva se non ci sono le performance, e quindi lasciatemi ricordare a proposito di performance i premi che abbiamo ricevuto l'anno scorso per i rendimenti ottenuti nel 2013, due ovetti del Sole 24 Ore, uno alla società, uno a un fondo al sector specialist, e anche il premio al nostro fondo di fondo UCITS, che è stato il miglior fondo di fondo UCITS a livello europeo. Questi sono un po' gli elementi che volevo condividere in fase di opening con voi. Vado poi a riepilogarvi velocemente chi si susseguirà su questo palco nell'affrontare le diverse tematiche che spero avervi introdotti. Inizieremo con il professor Vittorio Emanuele Parsi, che ringrazio di essere qui, è un esordio per lui nei workshop di Edge Invest. Il professor Parsi è docente all'Università Cattolica di Relazioni Internazionali, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, e affronterà il tema dei rischi geopolitici, un tema che stiamo vedendo in azienda, che potrebbe influenzare le dinamiche dei mercati. Vogliamo condividere con lui queste tematiche. Si fermerà anche alla tavola rotonda. Comunque chi non fosse d'accordo con lui, ricordo che il professore tra l'altro è essere editorialista del Sole 24 Ore di diverse riviste e anche tre quarti centro tra gli hold del Rugby Monza, quindi a vostro rischio e pericolo nel caso di discussioni col professore. Successivamente, e penso che Elisabetta Manuli, vicepresidente di Edge Invest, troverà spunti da parte della relazione del professore, ci darà invece un update sull'outlook macro, quindi cosa vediamo in azienda sulle principali economie, e poi un compito facile ad Alessandra Manuli, amministratore delegato di Edge Invest, a cui abbiamo chiesto di fare un po' il punto sul mondo Edge e sul mondo UCITS in termini di trend, opportunità e rischi. Sarà la volta poi dei nostri tre gestori della nostra SICAV. Inizierà Mark, che ringraziamo di essere qui, gestore del nostro long short equity sul mercato europeo. Tra l'altro Mark sta andando benissimo, è ai primi posti se non al primo posto per classifica, sia per performance aggiustata per rischio sia per rendimento assoluto tra i long short equity europei UCITS.
Sarà poi la volta di Filippo Lanza, gestore del nostro Edge Investment and Credit Fund, sul mondo obbligazionario, un mondo particolarmente tosto per le dinamiche dei tassi che ci saranno illustrati. E chiuderà poi Lorenzo Di Mattia, gestore del nostro fondo macro, Edge Invest Sibilla Macro Fund, anche qui certamente sfidante, visto che, come saprete, molti fondi macro stanno soffrendo particolarmente, con performance particolarmente negative da inizio anno. Pare, adesso senza tirargliela, Lorenzo non ha per fortuna questi problemi e vediamo come ha fatto a cavarsela fino ad oggi. Marco, ti lascio finalmente il palco. Marco Gaiazzi, giornalista di classe NBC, anchorman, partecipi ormai a trasmissioni, insomma. No, è un piacere per me essere qua oggi, ti ringrazio Stefano. Dai, il palco è tuo, grazie. Un applauso per cominciare, così ci scaldiamo un po' più forte, perché mi sembra che la giornata lo meriti. Allora,